pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Ci troviamo alla concessionaria Cobrama Volkswagen Audi per la presentazione del team Petroli Firenze, una società veramente interessante che ha rimesso in campo 13 atleti per la stagione 2011. Siamo con Giacomo Pacci, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Ciclistica. Si presenta la Petroli Firenze, una delle maggiori società in Toscana. Sì, una bellissima società, nata da 2 anni se non erro, e che sicuramente si è già messa in mostra e credo che quest'anno abbia tutti i presupposti anche per fare benissimo, quindi io credo che sia una società da tenere in considerazione, che sicuramente saprà portare alto il nome della nostra regione. Sicuramente Sandro Pelatti, che veramente è un vulcano, ha messo in piedi una società che gli sta dando delle soddisfazioni. Quest'anno 13 ragazzi tesserati, 4 riconfermati, diciamo 2/3 nuovi. 2/3 nuovi, sì, ma con il vecchio in pedana, che sicuramente dà una certa sicurezza, una certa garanzia, e con i giovani la voglia di voler fare, di mettersi in mostra, che sicuramente metterà questa società là davanti a dimostrare quanto vale. Cambio anche al timone con Tortori, penso che sia una garanzia. Bene, un augurio sicuramente a Tortori, che ritorna dopo alcune vicissitudini sue personali, per cui io gli auguro tanta serenità e soprattutto un buon successo, perché sicuramente se lo merita, è un ottimo veramente preparatore. Ed eccoci qua, ci siamo, Sandro Pelatti per il secondo anno alla guida di questa società. Si riparte, 13 atleti tesserati, 4 riconfermati, credo che ci siano delle buone prospettive. Sì, sinceramente buone prospettive, perché come tutti sappiamo nel 2010 abbiamo cambiato, diciamo, l'organico, abbiamo cercato di intervenire su quello che non andava secondo noi. Oggi abbiamo un bel gruppo, vedo una bella struttura, un grande tecnico, Daniele Tortoli, sono molto orgoglioso che abbia accettato la nostra proposta. Nel 2010 abbiamo raggiunto l'accordo anche con la Farnese Vini, con il manager Angelo Citracca. Anche di quello siamo orgogliosi, perché siamo il vivaio loro, vogliamo far crescere dei giovani insieme a loro con un progetto comune, insomma credo che abbiamo tracciato la strada, poi vedremo. I successi per noi non sono una priorità assoluta, l'importante è l'immagine e fare un bellissimo progetto che ci possa entusiasmare noi e tutto il resto degli sponsor che sono sulla nostra squadra. 2/3 di questi ragazzi sono nuovi in questa squadra, ragazzi di buone prospettive. Sì, io non scendo mai nell'aspetto tecnico, lo lascio dire al nostro direttore sportivo. Ci sono dei giovani promettenti, abbiamo dei riconfermati, diciamo anche qualche meno giovane, però insomma io credo che oggi il valore potenziale, il valore assoluto in più l'ha portato Daniele Tortoli. Il 2010 ormai alle spalle, nel 2011 un sogno nel cassetto che ha Sandro Pelatti. Ma io il sogno nel cassetto non perché è la prima, ma proprio da quando, diciamo, siamo sponsor di qualche squadra di ciclismo, è la Firenze Empoli, è la più vicina, è la prima, è il mio sogno nel cassetto, iniziare bene. Se poi seguiamo il proverbio chi bene inizia già a metà dell'opera, sarebbe già una bella cosa. Alle nostre spalle abbiamo un cartello con tanti, chiamiamoli amici, che ti danno una mano a sopportare il peso della stagione. Sì, è un progetto che non volevamo, diciamo, una strada che volevamo percorrere solo da soli, vogliamo fare un gruppo di lavoro, un gruppo dove confrontarsi, dove tutte le aziende che partecipano a questo progetto possano avere un ritorno, come nella nostra azienda, di immagine. Poi per noi non siamo assetati di risultati, non abbiamo mai messo pressione nel 2010 e nemmeno è nostra intenzione di metterla nel 2011. Per noi il ritorno dell'immagine è tutto, poi se arriva qualche vittoria siamo ancora più soddisfatti. Per quello che riguarda le organizzazioni, Bivigliano sicuramente è la base. Bivigliano, come tutti sapete, è la gara che a me interessa più di tutti, in quanto, se ricorda mio padre, il 23 luglio è una corsa dove ci metto tanto e vedo che tutti gli anni progredisce, e quindi anche quest'anno aspettiamo una conferma. Speriamo
che si possa riuscire come lo scorso anno a portare delle squadre di fuori per poter far conoscere la corsa un po' a tutta l'Italia. A parer mio è la gara una delle più belle in assoluto in Toscana dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista organizzativo, perché veramente girare intorno al bacino credo che sia una bella cosa. Sì, non solo, quest'anno abbiamo fatto la variante di Scarperia, visto che ha portato un grande entusiasmo, specialmente nella città di Scarperia, dove abbiamo visto tantissime persone ai bordi della strada, e quest'anno vogliamo ancora di più sviluppare quella parte di paesaggio che ci lega, anche perché le nostre origini sono là. Ti ringrazio per l'organizzazione splendida, noi ce la mettiamo sempre tutta, come facciamo le cose ci piace farle per bene, se no non le facciamo, non le iniziamo nemmeno. Poi è una gara che vuol vedere anche in faccia, perché non è tanto morbida. No, assolutamente, non è una gara morbida. Insomma, nel 2010 abbiamo avuto anche la ciliegina sulla torta con Elia Favilli, che ci ha regalato questo brivido, questo finale mozzafiato, e ci ha dato un grande entusiasmo. Bene, speriamo di ripetere nel 2011. Ma sì, dai, l'importante è che, come ho detto prima, se non arriva a Bivigliano vanno bene tutte, poi in fondo quella è una gara, come ti ho detto, che ci siamo, ce la sentiamo nostra anche se non vinciamo. D'accordo, l'appuntamento è tra 15 giorni sulle strade allora. Ci siamo, ci saremo. Siamo con Daniele Tortori e Gemma. Daniele Tortori, nuovo rientro sull'ammiraglia qui con la Petroli Firenze, un ritorno alla grande. Sì, un ritorno importante, 5 anni d'assenza non voluti, ma per causa di forza maggiore mi avevano stancato, quindi avevo bisogno di ritrovare il mio ambiente, un ambiente che mi ha visto protagonista per tanti anni, e spero di tornare ad esserlo. Si può far bene con questi ragazzi? Sicuramente sì, sono ragazzi molto vogliosi, validi, soprattutto alle spalle una società e degli sponsor molto importanti che non mi chiedono risultati, ma di far crescere tranquilli i ragazzi, per cui si può lavorare sicuramente in maniera molto serena. È una società giovane, al secondo anno di attività però è molto sviluppata. Sì, loro comunque hanno come esperienza già altri 4-5 anni come sponsor con un'altra squadra, quindi è nuova, ma sanno quello che vogliono, sanno dove vogliono arrivare, e questo è uno dei motivi del perché sono stato convinto a venire qua. 2/3 dell'organico sono ragazzi nuovi che integrano i 4 riconfermati. Hai già avuto modo di stare con loro naturalmente, come hai trovato questi ragazzi? Dunque, riconfermati sicuramente molto vogliosi di dimostrare quello che pensano di valere. I nuovi li ho voluti io, per cui sicuramente sono corridori che mi piacciono, tutti motivati, tutti inquadrati come piace a me. Come ho detto a Sandro, un sogno nel cassetto del 2011, quale può essere? Ma io ho vinto tante corse come direttore sportivo e le ho vinte quasi tutte. Spero di regalare alla famiglia Pelatti e quindi al gruppo sportivo quella gara che a loro piacerebbe vincere. Siamo con Giovanni Pelatti, presidente del team Petroli Firenze, con Gemma questa sera ospite nostra, diciamo così. Presidente, siamo al secondo anno, una partenza direi bella. Bella, auguriamocelo bella. I requisiti li abbiamo, perché in virtù dell'anno precedente che abbiamo fatto degli errori, abbiamo commesso degli errori in virtù anche perché eravamo un po' neofiti. Quest'anno abbiamo cercato di rimediare a questi errori fatti, commessi e giustificati in parte, perché forse 18-19 ragazzi che al primo anno senza avere esperienza e solo un direttore sportivo, gli errori vengono probabilmente da sé. Quest'anno abbiamo cercato di fare meno ragazzi e cambiare area nel senso dare un direttore sportivo ai nuovi, cercando che esso ci tolga tanti problemi come l'anno scorso avevamo noi e forse non eravamo neanche capaci di saperli gestire. Sicuramente il condottiero quest'anno è Daniele Tortori, credo che sia una garanzia. I requisiti li ha tutti, se si pensa senza nulla togliere agli altri, che come a tutti gli altri personaggi del mondo dello sport, Daniele ha un carisma vincente per natura, è stato un vincente negli anni precedenti, speriamo lo sia anche con noi. Sicuramente, parlando con lui mi ha detto 4 riconfermati ragazzi che mi piacciono molto e 9 che li ha voluti lui, sicuramente se ha scelto il meglio.
Si spera che abbia operato bene per il bene della società, perché noi siamo contentissimi di averlo fra di noi e lo ringrazieremo sempre di questo passaggio alla Petroli Firenze. Non era una cosa perché noi avevamo avuto tante proposte e la scelta che è caduta su di noi ci rende orgogliosi di questo. Speriamo che abbia scelto anche i corridori giusti. Come ho detto a Sandro, l'organizzazione per il 2011 è ancora bivigliana. Sì, sarà la corsa principale per noi sarà il 23 di luglio in memoria al Corrado Pelatti, dove noi l'anno scorso siamo stati fortunatissimi a vincerla. Ripetersi non sarà facile, ma per noi sarà la nostra corsa di tutto l'anno. Bene, io vi do un grandissimo in bocca al lupo. Grazie Crepi. Siamo con Giovanni Dodoli della Banca di Scandicci, una realtà questa della Petroli Firenze veramente crescente. Ma direi proprio di sì, mi pare. E dal punto di vista dell'imprenditorialità, ma questa attenzione allo sport, questa volontà di primeggiare al tempo stesso di rimanere legata al territorio, mi pare che è la rappresentazione più moderna di un imprenditore di successo. Sicuramente Sandro crede molto in questi giovani e gli piace stare fra i giovani. Ma direi di sì, ma per quanto ci riguarda, essendo il presidente del comitato promotore della Banca di Scandicci, gli piace anche stare nella Banca di Scandicci, tant'è che è uno dei soci fondatori. Sicuramente una stagione che si va a affrontare, quella del 2011, secondo anno che sono da soli, però si prospettano dei grandi successi. Ma direi di sì, comunque glielo auguriamo, perché davvero sia i giovani atleti che la società e ovviamente la proprietà rappresentano quanto di meglio c'è nello sport vero e nel territorio, perché ovviamente sono essi stessi una rappresentazione di un'imprenditoria di successo, come abbiamo detto. Una banca giovane, anche la vostra, che ha contatto con i giovani, è molto vicina anche allo sport. Sì, molti sono i giovani soci fondatori e questo è un dato che ci rincuora. E ovviamente attenta alle problematiche dei giovani, una banca che nasce nel 2012, ora è in fase avanzata la sottoscrizione delle azioni, ma insomma tutto procede per il meglio secondo i progetti, i piani e anche le volontà forti dei promotori e dei soci fondatori, che sono oltre 1000. L'augurio che facciamo a Sandro Pelatti e alla Petroli Firenze per il 2011. Ma grandi successi sportivi e imprenditoriali e naturalmente anche il successo personale, perché davvero se lo meritano. Mario Berti, titolare dell'industria di Pietraserena, lavorazione Pietraserena, nuovo sponsor entrato quest'anno nel mondo del ciclismo. Come ci troviamo così all'inizio? Trovare bene, perché con Sandro per l'amicizia che ci lega ci troviamo sempre bene, quindi speriamo in bene, un buon... Sandro è un ragazzo che veramente quando fa una cosa ci mette cuore. Sì, ci mette tutta la sua passione come nel lavoro e quindi sono convinto che anche questa iniziativa sul ciclismo, specialmente per i giovani, sia una cosa molto positiva. Per voi lavorazione pietra granita è una novità, diciamo così, entrare nel mondo del ciclismo? Sì, è una novità, lo facciamo perché crediamo in Sandro e ci piace, diciamo, anche le iniziative per i giovani. Sicuramente ci sarà anche un ritorno pubblicitario per voi, perché è molto visibile essendo come secondo sponsor della società. Me lo auguro. Bene, un augurio che facciamo a Sandro per la stagione 2011. Un augurio per Sandro e per tutti i ragazzi che saranno per Sandro in giro per l'Italia a portare avanti la squadra. Allora appuntamento sulle strade a questo punto. Esatto. Grazie. Siamo con Bramini Giancarlo e con Gemma. Bramini, titolare della concessionaria Audi qui a Scandicci. Una bella serata si prospetta per la presentazione di questa Petroli Firenze. Sì, veramente, perché questo è il secondo anno che facciamo questa fantastica festa dove verrà tanti personaggi e sono molto contento specialmente per Sandro, che si merita una cosa del genere, e spero che porti anche un po' di fortuna, che possa vincere più gare di anno scorso. Sicuramente lo scorso anno è un anno da archiviare oramai, però le prospettive sono migliori dello scorso anno. Sì, mi ha spiegato tutto, che ha rinforzato molto, ha cambiato molti elementi e veramente spero che faccia un bel risultato. Lavorare con Sandro e con la Petroli Firenze credo che sia un compito abbastanza facile, conoscendo il tipo che è Sandro, che è veramente un vulcano. Sì, perché si parla di una cosa e pensa subito a un'altra,
e sinceramente è similare, ci prendiamo perché conosco i giorni suoi quando è più nervoso o meno, e quando devo vendere le macchine devo cercare di pensare che giorno è. Sicuramente va preso a secondo della giornata. Esatto, però è un amico veramente, e anche questa settimana è belle 3 volte o 4 ci siamo visti per organizzare questa fantastica serata. Ecco. L'augurio che facciamo alla società per il 2011. Un grande augurio, un bocca al lupo, crepi il lupo. È ora la volta di Renzo Formigli, titolare dell'omonima ditta che fornisce i mezzi agli atleti, delle bici veramente eccezionali quest'anno. Sì, quest'anno fra l'altro la Petroli Firenze ha scelto questo nuovo modello che è l'RF, è un prodotto all'avanguardia ovviamente perché fra l'altro è uscito da pochi mesi e ovviamente è un telaio fatto con delle tubazioni particolari di carbonio, sono delle tubazioni su calza che sarebbe il miglior sistema ad oggi per la realizzazione dei tubi di carbonio. Ovviamente al di là dell'effetto qualitativo hanno anche un bel impatto estetico, questo l'ho visto anch'io, tant'è vero al di là che riprendano con i colori la maglia della Petroli, ma anche l'effetto che hanno a livello visivo è veramente, non lo devo dire io perché poi ovviamente chiamandomi Formigli non devo mai valorizzare il prodotto, ma deve essere sempre la gente a doverlo dire, però insomma gli occhi ce l'ho anch'io, ho visto sono venute bene. Insomma. Il bello è bello sempre. Sì, senza dubbio. Sì. Dicevo, la stagione 13 atlete al via quest'anno con 9 nuovi e 4 riconfermati, una società giovane che è partita lo scorso anno, ha chiuso il 2010 non alla grande, però un 2011 si prospetta abbastanza buono. Sì, quest'anno penso ci sia i presupposti perché ci possa essere un'annata ottima, anche perché comunque c'è uno staff di grosso livello, a partire dal team manager, penso che poi Sandro abbia organizzato la squadra in maniera ancora più oculata e ovviamente ci sono dei corridori di cui ci si aspetta molto, sono dei corridori anche esperti, dei corridori di valore, poi ovviamente come si dice sempre ai nastri di partenza le squadre forti ci sono, in Toscana specialmente ci sono grandissime squadre, perciò è sempre più difficile primeggiare, però ci sono in questo caso delle armi per poter primeggiare, ci possono essere i presupposti per fare bene. Il ritorno di Daniele Tortoli sulla Miraglia dopo 5 anni credo che sia uno stimolo anche per lui. Sì, senza dubbio, io conosco Tortoli da qualche anno, ho avuto modo di lavorarci ora, sicuramente è una persona molto preparata e professionale. Penso rientri fra quei direttori sportivi che si abbinano bene a questo tipo di squadre, cioè un direttore sportivo che comunque di polso, che possa comunque dare un'organizzazione a squadre di questo livello. Ritornando sulle biciclette, un marchio Formigli che sta crescendo di anno in anno, veramente di anno in anno si vedono nelle manifestazioni, nelle gare, tantissime società che scelgono la bici Formigli. Noi siamo un'azienda molto piccola, parlare di azienda è già troppo, noi siamo un laboratorio, non fa molti telai l'anno perché ne facciamo ancora pochi, perché comunque sono prodotti possiamo anche dirle dall'alto costo, perché non trattiamo il settore economico, perciò facciamo prodotti comunque a livello professionale. È evidente che tutti gli anni si cerca di mettere un piccolo tassello a costruzione di questo marchio. Ovviamente sono anni difficili perché come l'economia si sta vedendo in questo periodo non sono certo rose e fiori, perciò tutto il lavoro che noi si sta facendo diventa ancora più difficile per costruire qualcosa. Però comunque penso il prodotto stia ripagando dei sacrifici che abbiamo fatto fino ad oggi, perché tutti gli anni in effetti questo marchio non solo in Italia ma vede ora anche piano piano all'estero si sta facendo valere. Bene, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo lavoro, però ti chiedo un augurio da fare a Sandro e alla società. Senza dubbio, io ne lo faccio di cuore perché è un augurio alla famiglia Pelatti che comunque sono amici di famiglia oltre con dei rapporti di lavoro ma si conoscano da anni. E gli faccio un augurio di cuore sia a lui e ovviamente al team manager Tortoli perché se lo meritano, perché vedo un grande impegno e quando una persona lavora con professionalità e si impegna c'è tutta la mia stima. Siamo con Angelo Citracca, team manager della Farnese Vini Neri Sottogli. Anche tu questa sera alla presentazione della Petroli Firenze, questa società al secondo anno di attività da soli, però già stanno crescendo bene.
È una bella realtà, una realtà che dopo 2 anni sta facendo passi da gigante. Il presidente Sandro Pelatti ha una forte forza economica, quindi può investire abbastanza e niente, crede in un progetto e credo che nel tempo avrà dei grossi risultati. Andiamo un attimino alla Farnese Vini, un inizio di stagione veramente con i fuochi d'artificio. Direi un inizio di stagione molto importante, inaspettato. E niente, siamo contenti delle 6 vittorie, oggi ha fatto terzo Favilli ad Onorati, quindi siamo molto contenti. Elia dovrebbe arrivare a momenti. Elia era al controllo antidoping, che speriamo che faccia veloce per venire. Bene, un augurio che facciamo a Sandro e al Petrolio di Firenze per il 2011. Di vincere quanto vincevamo noi nei dilettanti. Siamo con Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Secondo anno di attività del Petrolio di Firenze, in campo una bella squadra, 13 atleti. Ma sicuramente una bellissima rappresentativa, una bellissima iniziativa, una bella immagine per la presentazione come location, per cui dopo un anno di esperienza ha riconfermato, credo migliorando anche l'impegno di sponsorizzazione. È molto bello perché sono dei giovani imprenditori che sono appassionati di ciclismo e trasmettono la loro passione nella squadra, ma io credo che forse facciano anche di più perché trasmettono il loro sistema azienda all'organizzazione della squadra ciclistica, per cui questo può significare anche un contributo a livello culturale, una crescita di credibilità e di immagine, per cui ne sono molto felice. Infatti sono qui presente proprio per testimoniare la gratitudine del loro impegno e della loro passione. Sicuramente sono reduci da una stagione 2010 non del tutto brillante. 2011 con questi ragazzi hanno rimesso in campo Daniele Tortori, un rientro sulla Miraglia. Beh, Daniele farà la differenza, io credo, al di là dei talenti dei ragazzi che sicuramente sono ben mixati, nel senso che ci sono degli elite, degli junior, anche qualche giovane che è passato dalla categoria juniores. Io credo che Daniela, per la sua esperienza, per la sua personalità, per la sua maturità, possa trasmettere davvero molto a questi ragazzi e fargli ottenere quelle soddisfazioni che magari si sono mancate il primo anno, ma poi credo che tutti gli investimenti, quando non si voglia strafare, devono essere sempre spalmati su almeno 3 o 4 anni per avere soddisfazione, anche ritorni buoni di immagine. In questo caso speriamo che Danelli porti la fortuna. Mi aveva chiesto di essere presente, gliel'ho promesso, ho mantenuto l'impegno, per cui spero anche di portare fortuna. Bene, l'augurio che facciamo per il 2011? Ma che sia un ciclismo senza problemi, nel senso che abbiamo già pagato prezzi importantissimi negli anni trascorsi. Speriamo che la stagione inizi senza problematiche, radiolini o cose che ormai riteniamo superati, perché guardiamo avanti alla modernizzazione e alla globalità di un ciclismo che veramente si sta trasformando. Ospitiamo in Italia quasi 120 atleti stranieri, per cui vuol dire che qualcosa è cambiato nel ciclismo ed è giusto che il mondo del ciclismo si adegui a questo e che guardi avanti con fiducia. Io vedo una stagione molto positiva sugli anni dispari, dopo un anno drammatico come il 2010, fra il dramma della perdita di Franco Ballerini all'inizio e i 7 morti alla Mezzi alla fine dell'anno. Io credo che speriamo che sia finito e che il 2011 ci dia quelle soddisfazioni che sono mancate sul piano della comunicazione, perché poi sul piano dei risultati non ci possiamo dire nulla. Anche lo scorso anno 45 medaglie in tutti i settori, vuol dire che abbiamo toccato un nuovo record, perciò meglio di così non possiamo dire. Speriamo di goderci questa stagione che inizierà fra poco. Già si sente scalpitare entusiasmo e passione del grande pubblico che segue questi ragazzi, per cui ci goderemo lo spettacolo anche noi. E con questo è veramente tutto da Scandicci, dalla concessionaria Cobrama, dove si è presentata la Petrolio Firenze, società veramente interessante per la stagione 2011.